sapevo, bentornate le due Proloco che sono qui in studio, ma subito l'applauso va al nostro filologico che è tornato qui con noi, che è il nostro Enrico Radivo. Buonasera a tutti, da parte me ovviamente come sempre e di tutte le società filologiche furlane. Bentornato, Grazie, hai lavorato Alexis. tantissimo in questo periodo perché ci sono due Proloco, ma in particolare una che voglio dire quasi è un giocare in casa per te. Sì, quasi. però come ben tu sai, sono filologo impreciso e puntuale, quindi non fare sconto per nessuno, niente per Proloco che tu la ras come presentare, non spoileri nuove, se no... Che è la Proloco, che torna qui a Lo Sapevo, ci fa molto piacere, ci hanno chiesto loro di partecipare, quindi io ho subito detto sì alla Proloco di Val d'Incaroio. Eccoli qua, con Moira, capitano. Dina ci parlerà delle iniziative della Proloco, ma c'è anche la vicepresidente della Proloco che si chiama Paola. Insomma, grazie per essere qui, parleremo delle vostre iniziative, racconteremo insomma i vostri programmi futuri, ma soprattutto giochiamo. Moira, tu sei pronta? Sì, prontissima. Brava! Ed è pronta anche la Proloco di Cividale del Friuli, capitanata da Elisabetta. Elisabetta, tu sei pronta? Sì, ci proviamo anche quest'anno. Bene, ci fa piacere che anche Cividale sia presente ed è presente anche Emilio che parlerà delle iniziative, ha già il microfono sotto braccio pronto per raccontare tutto della Proloco e soprattutto delle prossime iniziative, ma siete pronti per giocare, quindi avete già le vostre pulsantiere e partiamo subito col primo cubo virtuale, andiamo a vedere il primo argomento della serata, vediamo. Territorio. Parliamo della distanza stradale più corta tra Cividale e Paolaro, 43 km, 61 km, 58 85, la distanza stradale più corta tra Cividale e Paolaro. Bravi! Brava! Moira, brava, hai percorso la strada, quindi sai... Sempre, continuamente. Sì. Ma a parte gli scherzi, vai a Cividale ogni tanto? No, 2 volte sono andata. 2 volte in tutta la tua Vita. Come mai? Cosa hai visto? Cosa ti ha impressionato di Cividale? Sono andata a un battesimo, castello, Al castello? e quindi una volta per fare un giro. per fare un giretto. Bello, Voi però. invece andate, siete Elisabetta, sei stata A Paolaro? a Sì. Paolaro? Sì, sì, Ti è sì. capitato? Sì, Cosa ti è più piaciuto? di un paio di volte, ma non tantissime, però insomma. Fare una sì. passeggiata, fare un giro, a mangiare? Sì, a fare qualcosa? una passeggiata. Ecco, vedi, quindi siamo a posto, cioè conoscete i due territori. Bene, però lei sapeva la distanza, quindi... noi no. Voi no. Quindi con questi primi punti ma andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale. Enogastronomia, vediamo le due donne se sanno che tipo di formaggio si dovrebbe usare per fare il fricco. Gli scarti di lavorazione con i buchi stravecchio o salato? No, non è stravecchio. No, di nuovo stravecchio no. Sono gli scarti di lavorazione. Qua voi lo mangiate il fricco, non lo preparate? Sì. Allora, Paolaro hanno un loro metodo per fare il fricco e anche E noi l'abbiamo adottato anche noi, perché giustamente lo fanno buono e noi abbiamo adottato il loro metodo, abbiamo copiato la ricetta e quindi adattatevi anche voi nell'evoluzione delle ricette, no? avete ragione, quindi andiamo avanti, vediamo. No, d'inverno non proprio ragioni, come non per interventi però. No, non volevo mettere... No. Lo aveva infatti anche come domande qualche puntata fa, il frigo al nasce come un prodotto per riciclare scarsi di lavorazione dal formati, quindi c'è che si tagliava da forme di formati al veniva dopo per fare il frigo, è chiaro che come al vendo prat dal formati già pronto, ma un viaggio era in scarsi di lavorazione, da cui al nasceva il frigo. Esattamente, la strisciules. Allora, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, poi vediamo com'è la situazione delle nostre Proloco nel punteggio. Vediamo l'argomento. Sport, vediamo se avete un po' di uomini sportivi in squadra. Nel
2013 l'Udinese realizzò una striscia di 8 vittorie di fila in campionato. L'ultima fu l'1-0 alla Sampdoria, il 3-2 alla Lazio, il 5-2 all'Inter, 2-0 all'Empoli. Chi è sportivo tifoso di voi o tifosa? Bravi! Brava! Elisabetta! Ma soprattutto hai avuto un consiglio da parte, un suggerimento? Sì, Giancarlo. Ah, Giancarlo, è lui l'interista, l'Udinese? Tifoso dell'Udinese in questo caso. Bene, ha portato... Non tirarla. No. Aspettiamo per un po'. No. Invece qui voi ti fate per altre D'ora in poi non vedrà più una partita. Non vedrà, dov'è il microfono? Datele il microfono a Dina. Ah, ce l'hai tu? Dimmi. No, d'ora in poi non gli darà più una partita, se non le arriva d'ora in pensarsi il risultato importante dell'Udinese, perché a casa si vive di partite e quando partite. serve non sanno i risultati. E quando serve niente. Dina, hai ragione. Sti uomini bisogna metterli, bisogna sistemarli. Allora andiamo avanti, vediamo se la prossima andrà meglio, vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti, quindi avete più tempo e più punti. Nel 1992 moriva David Maria Turoldo. Qual era il suo vero nome di battesimo? Giuseppe, Davide, Mario o Giovanni? Qual era il suo vero nome? Abbiamo ancora 20 secondi e 8 punti a disposizione. Non era Davide, era Giuseppe, ragazzi. Vabbè. Vabbè, dai, questa non era, poteva darvi un po' di confusione, ma così. Andiamo avanti subito perché vogliamo mettervi alla prova nel prossimo argomento, nel prossimo cubo virtuale, quindi vediamo il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha raffigurato sullo stemma una spirale? Cordovado, Spilimbergo, Lignano Sabbiadoro, Cintocao Maggiore. Non è Cordovado, nemmeno Cintocao Maggiore, ma è Lignano Sabbiadoro, di cui abbiamo un contributo. No, hai sentito che era arrivato da Sretrovies di Cividali il suggerimento Iusca, però non è stato recepito. Con l'età non ho peggiorato solo la vista, ho peggiorato anche l'udito e ho sentito Cinto invece di C. Allora mettetevi d'accordo su come dare suggerimenti a questo punto. Solo lettere? Sì, ecco, solo lettere. Sì. E quindi allora proprio Lignan calà che simbolo che io desidero raffigurato, perché dal 1953 l'architetto Marcello D'Olivo ha deciso di riprogettare Lignano Pineta, dagli appunto queste forme di spirale, con l'idea di avere al centro tutti i negozi e i servizi e tutte queste aree verde a toro appunto a forme di gubane. Termine tecnico, se tu vai sul dizionario spirale le dà come gubane. Sì, gubane. Dal 59, quando dopo Lignano è diventata comune, quindi quando si è staccato dalla Tigiane, il comune ha deciso di appunto adottare il simbolo da gubane, da spirale di Lignano Pineta a stemma dal comune, insieme ovviamente all'azzurro dal mar di Lignano e al giallo dal Savalon giallo di Lignano Sabbiadoro. Bravo, promosso. Adesso vediamo com'è la situazione delle prove con il punteggio, Moira, vediamo. Allora, la Val d'Incaroio ha 3 punti e Cividale 2. Bene? Dai, come partenza non è male, anche perché mancavate da un po' di anni voi qui. Dina, prendi il microfono, tienilo in mano così mi dici. Ecco. Da quanto tempo? Sì, da prima del Covid. Quindi Mi sa me che ero proprio con loro. Quindi un ritorno. È un ritorno con molto piacere. Siccome abbiamo vinto ogni anno, che stanno a sappiardino, non so. E allora, cara Elisabetta, toccherà a te, alla tua Proloco, alla tua squadra, a
dare la risposta al primo proverbio in friulano che lanciamo oggi. Quindi il nostro Enrico Radivo è pronto a leggerlo e lo vediamo anche in grafica, così siete aiutati anche dalla scrittura. Vediamo. Allora, il primo proverbio in lingua furlana che andiamo a proporre not, quindi alla squadra di Cividale, è che i pasciuz a crodin che hanno urvegni plui fam. Quindi i pasciuz a crodin che hanno urvegni plui fam. Che cosa chiediamo? Come sempre domandin non è una traduzione letterale dal proverbio, ma c'è che vuol dire che è proverbio in ates paraules, quindi qual è il significato che sta da ora che è detto in lingue furlane. 5 punti in palio se dovesse dare la risposta esatta alla proloquo di Cividale del Friuli. Se invece la risposta non è corretta, diamo la parola a voi, quindi a Moira, e eventualmente poi avete 5 punti a disposizione. Andiamo a fare una piccola pausa, la pubblicità, così loro ci pensano e ritorniamo con il proverbio in friulano. Tra poco lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo, le nostre proloquo si sono consultate durante la pubblicità, avevamo lanciato il primo proverbio in friulano, sono le proloquo di Cividale del Friuli e della Val di Caroio e però insomma Cividale ha la possibilità di rispondere per prima. Ma rivediamo in grafica il proverbio, caro Enrico, a te la parola. Quindi il proverbio con il quale c'erano lasciati prima della pubblicità era che i pasciuz a crodin che hanno urvegni plui fam. Quindi come sempre domandavi non una traduzione letterale dal proverbio, ma un significato un tic più profondo, un tic più ragionato. Vi siete consultati? Sì, ci siamo consultati, Okay. vediamo se riusciamo a trasmettere quello che abbiamo pensato. Sì. Quando hai raggiunto il successo, quando hai raggiunto una posizione, devi sempre avere paura di poter tornare indietro, cioè del futuro non c'è certezza, non devi pensare di essere arrivato e di essere arrivato per sempre, quindi che potrebbe capitare qualche cosa che ti fa tornare indietro e ricominciare per raggiungere il successo, una tua posizione, un risultato, insomma. La risposta va benissimo. A poteva essere in mo' più perfette, non me se la diceva in furlan, quindi però va bene così. Non va bene era così. domandabi, No, ovviamente la puntata va fatta in italiano, quindi la risposta è corretta. E se tu la facessi in furlan la avrei apprezzata in chi modi più. Sì, ma i 5 punti li guadagna comunque. Ovvio. Ecco. 5 punti per la proloquo di Cividale. Quindi a questo punto vediamo com'è la situazione nel punteggio, con i 5 punti conquistati da Elisabetta, quindi dalla proloquo di Cividale. Bene, ci siamo, regia, è corretto? No, bene. Ok, questa è la situazione, ma Moira non preoccuparti perché adesso partono altri quiz. Parte anche il gioco in friulano dopo quelle parole e poi altri proverbi, insomma non preoccuparti. No. Andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Vediamo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Coseano è famoso per il detto Cosean del no. A che cosa dissero di no gli abitanti di quel comune? Alla nascita della Repubblica, al pagamento dell'IRAP, all'adesione all'Italia o allo Statuto di autonomia? Non alla nascita della Repubblica, quindi Cividale dà la risposta sbagliata. Val di Caroio invece l'adesione all'Italia. Bravi! Brava Moira! Ed Enrico ci racconta un po' Vinta questa Baiardi, storia. queste robe qui anche 3 settimane fa quando eri simpi ospite qui, quindi all'era l'ottobre dal 1966, quando Veneto e Friuli erano stati sclamati a decidere se entrare a far parte dall'Italia e quindi lasciare l'Austria oppure no. Che il viaggio si va vedere che dal tocco dall'attuale Friuli storico hanno stato il maggior numero di nos, quindi dal fatto di no su questa adesione, annessione. Dai 100.000 abitanti che erano in Friuli storico, un po' di votanti non abitanti, 36 avevano votato di no e ben 25 erano a Cosean. Appunto per questo motivo che alle passate queste robe dal Cosean dal no, appunto perché
la percentuale di votos dal no che in totale era il 0,1% su tutti i votanti, però cos'è anche praticamente era in tutti che hanno votato di no. Quindi la risposta era proprio di entrata all'Italia lasciando l'Austria. Brava Moira, bravi ragazzi. Andiamo avanti e vediamo, scopriamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento del quiz. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. In quale di queste località non si produce l'olio di oliva? Capriva del Friuli, Sequals, San Dorigo della Valle o Palazzolo dello Stella? In quale di questi non si produce? Brava Moira, vedi? Adesso ci hai preso gusto, eh? Ci hai preso gusto? La grande, sì, sì. Bene, Elisabetta, tu ti sei persa adesso. Un attimo, stavamo ragionando sull'olio d'oliva, ma Vabbè, siamo dai. fermati a San Dorligo. Va bene, andiamo avanti con il prossimo quiz, andiamo a vedere il prossimo argomento, subito. Qua non siamo molto sportivi, ma ci proviamo. Quale di questi calciatori azzurri del passato non era di origine friulana? Tarcisio Burnic, Giacinto Facchetti, Francesco Janic, Ezio Pascutti. Bravi. Hanno sentito, li hai sgridati e adesso sono... funzionano, grazie Dina. Dina, brava, vedi che tu sai gestire gli uomini, incarni, là, brava. Quando dici una roba ti seguono. Com'è? Obbedire. Obbedire, parola d'ordine, obbedire, così incarni, Enrico. Esattamente sì. Soreduzza, comandà, sono le femmine. Beh, certo, Enrico. Bene, salutiamo la mamma di Enrico. Saludin anche lo snot, la morda me vite. Ciao, devo mamma, andare a ciao. mangiare da lei prima o poi e la saluto. Andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, l'argomento, e poi voglio vedere com'è la situazione delle nostre proloco. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti, quindi più tempo e più punti a disposizione. Nella villotta ai Prealla Biele Stelle, cosa viene chiesto a Dio? Di far innamorare una donna, di salvare un bambino, di fermare la guerra o di riparare un torto? Bravissimi. Hai visto? Loro adesso hanno preso Stasera, guarda. Allora, adesso però Moira, io sono curiosa di vedere com'è la situazione. Chiedo sempre al nostro ragioniere in regia com'è la situazione. Ecco, Val di Caroio 22 punti, perché anche il quiz della cultura ha un valore maggiore di punteggio e Cividale Friuli rimane a 7. Ma, Elisabetta, sai che poi c'è la possibilità di conquistare nuovi punti, perché poi ci sono anche le parole in friulano. Vediamo subito il prossimo argomento, il prossimo quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti in palio. Quando fu fondata l'associazione regionale Sale Prolocco del Friuli Venezia Giulia, la mamma del comitato regionale Umpli, nel 1983, nel 2011, nel 1946 o 1866. Ed è proprio nel 1983. Ed è così. Perché se sbagliavo Pezzarini mi dava giù col martello in testa. Sei salva. Gogna, rappresentante della Proloco regionale dell'Umpli. Ma Dina, No, è ma suo marito? no, non è vero, lo sapevo, l'ha È il marito, fatto per il me, per farmi un piacere, perché poi ha visto che eravamo in difficoltà. Grazie. Adesso ho capito. Perché Dina si gira sempre di là, perché è suo marito quello, per quello Sì, può... è divorzio. No, beh, insomma... Ormai no. Tieni duro Dina, dai, si divorziano tutti, qua non vedi, è meglio se tieni duro, così sei più di moda. Insomma, dipende dai punti di vista, perché lavorativamente adesso posso anche non condividere. No, perché tu sei questa- legale, giusto. Vabbè, insomma. Vedremo più avanti, che tengano duro almeno loro. E invece, vediamo com'è la situazione adesso con questo quiz che la Proloco di Cividale è riuscito
a dare la risposta corretta, 10 punti Cividale e 22 la Val d'Incaroglio. Quindi, cara Elisabetta, è arrivato il momento degli sbustuttis. Sai cosa sono gli sbustuttis? Queste qua. Quest'anno abbiamo questa variante di bustine. Wow. Ti piace? Piace? E ci piace anche la sigla. Allora, che cosa scegli? La 1 o la 2? Vuoi chiedere consulto alla squadra? 2. 2. Così la 2 è il numero... porta bene? Emilio, cosa dici? 2 sì? 2. Siamo secondi, usiamo la 2. In che senso? Ah, siete secondi? Nel senso... Allora, queste sono le parole dall'italiano al friulano che contengono Gio. Gio. Quindi io le dirò in italiano, Elisabetta e tu in friulano. Hai capito? Hai capito? Non hai capito, Gio, ma va bene. Perché Per aule scandenti, che Gio, hanno dentro per inizia con Gio. Ovviamente ricordiamo anche queste robe, siccome già gli amici di Paular prima erano sul piede di guerra e anche dopo da spuntate in time Sul scrivi piede di guerra in friulano come si dice? sul piede di guerra. Ecco. No, le parole che noi mettiamo tal giù tra le due lingue sono che ufficiali dal Gran Dizionario Bilingual Italian Furlan che è in versione digitale sul sito dall'Arlef. Quindi sono le parole dal Furlan ufficiale. Dopo le clare hanno delle varianze locali, sono ridotte in certe zone come a Paular, come in Chiarnie, noi a Chius non spero si fa filologie, quindi a tabaiadi queste parole ufficiali. Mi raccomando. Qui ho bisogno di aiuto. Mi raccomando, partiamo con Cividale, poi dopo la pubblicità toccherà all'altra Proloco ospite questa sera. Partiamo con la prima parola, avete un minuto di tempo, la prima parola in italiano è giornale, Giornal, fagiolo, fasul, peggio, pies, raggio, rai, noleggio, naule, prigione, preson, aggiornare, aggiornare, giornale, giornal, fagiolo, fasui, peggio, pies, raggio, rai, noleggio, naule, prigione, preson, aggiornare, giorna, giornale, giornal, fagiolo, fasui, peggio, pies, raggio, rai, noleggio, naule, prigione, preson. aggiornare. No, e non rischiamo. Non ti sei buttata? No, Vabbè. perché il problema è questo, la valutazione, eravamo troppo stretti poi per ricominciare con le parole. Ah, ok. Quindi era inzornà, poi Inzornà, c'era sì. saggio, Savi, seggio, sente, e sì. gioiello, gioie, gioie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, Sei. 6, 6 su Sì. 10. 6 punti conquistati da Cividale. Allora, cara Moira, ti rilassi un attimo, andiamo in pubblicità e Va bene. poi toccherà a voi, quindi dal friulano all'italiano. Sono io, dillo in friulano e voi in italiano. Ok. Meglio, che dite? Sì. Meglio. Allora, ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo, è arrivato il momento del gioco in friulano per la Proloco Val d'Incaroglio e Cividale comunque ha già dato delle buone risposte, 6 parole su 10, siete soddisfatti? Sì. Sì? Emilio, c'è di tutto? Sì? Bene. soddisfatto. Allora, se Emilio dice sì, possiamo proseguire e adesso tocca a voi. Moira, Va bene. meglio dall'italiano, cioè dal Sì, friulano meglio, all'italiano? secondo me sì. Ecco, bene. Allora, questa volta il nostro Enrico ha scelto le parole di impress da cucine. impresti Impress da cucine. cucine. Presti. Beh, e quindi ci sono gli attrezzi della, Attrezzi della cucina. Della cucina. Attrezzi della Ok, cucina. Va bene? Sì. Bene. Alla San Sono Dutes, scelta. com'è? Alla San Dutes. Sanno Grazie. tutte. Se no, che sviaccia il po' di tranquillamente Alessandro alla femmina Dina che può tornare in chiesa, perché se prima valeve calciare la televisione non sai i risultati da partite. Vabbè, ma non
mettere il dito. No, va bene, Marisol, va bene. no, come? Allora, partiamo con la prima parola che io dirò in friulano, che è sedon, Cucchiaio, tace, bicchiere, curtis, coltello, plere, imbuto, cop, mestolo, cognume, Cogume. cogume. Sì, ma è scritto male allora. mocca, No, sedon, cucchiaio, tace, bicchiere, curtis, coltello, plere, imbuto, cop, mestolo, cogume, ma non era corretto. brocca, No, sedon, cucchiaio, tace, bicchiere, curtis, coltello, plere, imbuto, cop, mestolo, cogume, scodella, caffettiera, sì, Caffettiera? No. No. Lei ha L'ha detto detto, l'ha caffettiera? Ha detto scodella o ha detto caffettiera? Ha detto scodella e anche caffettiera, ha detto scinsisma, caffettiera l'ha detto. E quindi? Ma dovrebbe Però ricominciare. adesso devi decidere tu. Gliela diamo buona perché l'ha detta. grazie. Ha detto Ma ha lui. da rispondere il capitano, quindi glielo ha detto, glielo ha detto. L'ho detto sì, però ho detto tazza prima. Però insomma, da Bina va benissimo. Grazie. Sì? Procediamo. 6 parole su 10? Sì. Se il filologico dice di sì, io devo dire di sì. chi siamo noi per contraddirlo? Allora, dopo c'era Scugiele, Scudiele la alle scodella, Recumò, scodella. Scodella. Chialdir o Cialdir? Il chialdir Chialdir. alla Paiolo. chiarniele, cialdir alla furlane, il paiolo, Fersorie la padella, e Cite. la citte, La il città. tegame, brave La Dina. Cite. Ok, 6 su 10. Va benissimo. Come voi, sì. No, bene, dai, bene. Allora, do un po' di tempo alla regia di fare il conteggio, così poi appena è pronto lo fate vedere in grafica per capire un po' com'è la situazione delle nostre proloco e poi partiremo con i quiz. Quindi Elisabetta, partiamo, hai la tua pulsantiera, sì, anche Moira, e partiamo a vedere il cubo virtuale, quindi l'argomento di partenza di questa terza parte di quiz. Vediamo. Territorio: Alcheda, Bosplans, Prapiero, Sotanzas sono frazioni di quale comune del Pordenonese? Tramonti di Sotto, Bruniera, Andreis o Turiacco? Non è Tramonti di Sotto, ma è un'altra località, un'altra frazione. Ed è proprio Andreis. Questo è cool. Bene, vediamo il punteggio. Chiedo alla regia di riaggiornarlo anche con i 6 punti conquistati nel gioco in friulano. Vediamo se ci siamo con il punteggio. È pronto? Sì. Allora, Val d'Incaroio 32 e Cividale del Friuli 16. Questa è la situazione. Ma c'è un altro proverbio, ci sono altre parole poi in friulano e altri quiz. E infatti andiamo avanti con i quiz e vediamo il prossimo argomento nel cubo virtuale. Cultura, qui avete più punti e più tempo a disposizione. Parliamo della nobile Adriana Ivanci di San Michele al Tagliamento, fu musa ispiratrice di quale grande scrittore? Manzoni, Kafka, Simenon o Hemingway? Avete ancora 21 secondi e la Val d'Incaroio risponde subito. E ci dà alcune indicazioni in più il nostro Enrico. E a sapevi anche queste, Adriana, che si innamora di Hemingway dal 1948, precisamente il 10 dicembre, se vi interessa anche queste robe qui. Hemingway che attacca questa grande frequentazione con Adriana, ovviamente con gli scandali del tempo, perché tutti e due avevano già precedenti relazioni. Fatto sta che in uno dei romanzi di Hemingway, di là dal fiume tra gli alberi, la protagonista femminile è praticamente ispirata alla sua amante.
Per non destare scandalo, Hemingway a domande in Italia, siccome era italiana, era furlana, il romanzo era ambientato in Friuli, fra il Friuli e il Veneto, Hemingway domande di non pubblicare libri al mancul par 2 anni. Infatti il libro veniva pubblicato dopo da sua morte in italiano in Italia dal 1965, Hemingway è morto al 61. E quindi appunto la risposta era proprio che di Hemingway, perché queste femmine furlane è stata la musa ispiratrice di Hemingway anche dal suo romanzo. Ottimo! E Moira se lo ricordava? Della tua squadra si ricordava? Sì. Ti ha dato i suggerimenti? Bravi, Sì, bravi. me l'ho arrivato. Invece voi vi siete Schiacciata, ma un momento dopo di loro, evidentemente. va bene, vabbè, insomma. Succede anche questo, lo sapevo, e allora andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Territorio. Il 10 novembre di 47 anni fa ci fu un evento storico per la nostra regione, quale? L'apertura della 23, il Trattato di Osimo, il terremoto, la riunificazione di Trieste. Brava Elisabetta nella proloco di Cividale. Enrico si ricorda di questo Era evento? proprio il 10 di novembre del 75, quando i ministri degli esteri dall'estero di Italia e Jugoslavia si sono chiamati appunto a Osimo, nelle Marche, per decidere in maniera definitiva i confini di che era stata la zona libera di Trieste. Perché quindi dopo la guerra non stiamo contando tutta la storia, i confini non erano ben definiti. Trieste era rientrata in Italia dal 1954 e andava algo da sistemare, e quindi con questo trattato dal 1975 si lava definitivamente a definire quelli che erano i confini di che era la Jugoslavia e l'Italia. Territori da Jugoslavia che dopo qualche anno sono diventati da Slovenia e da Croazia, paesi come Pirano, Umago, Capodistria, le sta deciduto proprio col trattato di Osimo da ce bande che aveva in distà. Bravo Enrico! Ed è proprio così. E adesso andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Abbiamo ancora 2 quiz, vediamo. Enogastronomia. Per ottenere il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, i prodotti agroalimentari devono avere quale quota di origine regionale? Almeno il 50%, il 200%, il 25% o il 100%? Per avere il marchio, almeno il 50%, giusto? Enrico, è così? Sì, era proprio anche dall'immagine, il marchio prodotto Io sono Friuli Venezia Giulia, sfondo azzurro, con la bandierina dall'Italia sotto e la scritta a Torotor, che aveva indicato dai prodotti che hanno una filiere certificate e controllate, in cui almeno il 50% dei prodotti vengono dalla nostra regione. Donde dal logo dopo ad esempio un QR code, quindi un codice che fotografa col telefonino ti permette di risalire qual è l'origine di due che si prodotta qui. Quindi una roba anche un grum tecnologiche che però tiene tanta alla tracciabilità dei prodotti e a valorizzare ovviamente le eccellenze che vengono dalla nostra bellissima regione. Bravo. Adesso chiedo alla regia, vediamo ora il punteggio. Vediamo se è pronto la grafia, è pronta la grafia. Val d'Incaroio 44, Cividale del Friuli 19, Ci hai preso gusto, Moira, Sì. E Dina ha messo a posto il marito e adesso funziona tutto, vedi? È la collaborazione di tutta la squadra, Dina, ci tieni la tua squadra. Brava! Andiamo a vedere il prossimo argomento, il prossimo cubo virtuale. Questa è una sorpresa perché è un personaggio, avete più tempo e più punti in palio. Sportiva, classe 85, alta 1,75, aveva iniziato da bambina con la canoa. Ha un figlio di nome Samuele Chieta, Gabriella Paruzzi, Katia Ere, Alexandra Agiurgiuculese o Mara Navarria. Ed è Mara Navarria, bravi! Brava Elisabetta, abbiamo anche delle immagini che fanno riferimento alla campionessa Mara Navarria, di origine di Carlino, eccola qua.
Ed è proprio lei, te la ricordavi? La conosco. La conosci? Ogni tanto. Quindi non potevi Il sbagliare. fattore C conta anche in queste Sì. cose, no? Ogni tanto. Sì, hai ragione tu. E allora, a questo punto, siamo pronti per il secondo proverbio e anche in questo caso sarà la proloco di Cividale a rispondere per prima. Quindi lo vediamo insieme il proverbio, poi andremo in pubblicità così avete tempo di pensarci. Allora, il secondo proverbio da Serade, che sta qui, venga stacca parcadigino ben di te, non sta fanuie. Ecco. Quindi vogliamo sapere cosa si intende dire con questo proverbio. Ovviamente, non in traduzione letterale, ma il significato che da uro, un attimut di lei che è proverbio. Quindi parcadigino ben di te, non sta fanuie. 5 punti in palio, pubblicità, daremo la parola subito a Cividale e se dovesse sbagliare all'altra proloco in studio, la Val d'Incaroio. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo, siamo pronti per il secondo proverbio della serata, l'abbiamo già visto, ma lo rivediamo perché così le nuove proloco lo rivedono anche in grafica e soprattutto Cividale ha la possibilità di rivederlo e di rileggerlo. E anche ovviamente per gli amici a chiesa che ti seguisci in tutti calorosamente, mi domandi in simpi tutti di te. Secondo proverbio, le parcadigi in ben di te non sta fanuie. Quindi domandavi alla squadra di Cividale il significato di questo proverbio o una timut di lei queste frasi. Elisabetta. Ci sembra che potrebbe essere questo. Sì. Allora, quando uno fa qualcosa, normalmente viene criticato, che faccia bene, che faccia male, una critica arriva sempre. Quindi l'unico modo per non essere criticati e che in qualche modo ti parlino bene di te o comunque ti facciano delle lodi è quello di non fare nulla, così non puoi né sbagliare né fare giusto, ma perlomeno resti così incriticabile. Anche in questo caso la risposta è perfetta, poteva essere migliore, non mi sa detta in furlan. Ancora! Beh, ce l'ha con te, perché vuole che lo dici in friulano? Non evito polemiche perché poi dicono che, non è, che sono polemica, quindi va benissimo così, l'abbiamo detto giusto, è a posto. Il proverbio che sta sicuramente un gran ben anche con gli ospiti di che sono ospiti da Sprolocos, quindi la Sprolocos lo sanno in modo miglior di me che ricevono spesso critiche per il lavoro che fanno, che è un lavoro immane, inumano, grandissimo, che tiene in pins praticamente tutti gli eventi della nostra regione, però continuate a farlo tranquillamente nonostante critiche, nonostante ci capodino dal vostro operato. Bravi! E a proposito, direi, chiedo alla regia se possiamo parlare già delle loro iniziative, poi giocheremo con le parole in friulano. Abbiamo preparato delle foto anche che fanno riferimento alle iniziative della proloco di Cividale e del Friuli. Il nostro Emilio, pronto con il gelato, in gran forma Emilio, Certo. perché io ti vedo Certo. a Cividale, soprattutto nell'occasione del trucco a Pasqua, Esatto, ti vedo sempre esatto. pronto Sì, lì. sì, sì. E dovremmo avere anche qualche immagine del trucco, ma raccontaci un po' le vostre iniziative, Emilio. Bene, Cividale ce n'è diverse di iniziative. Bene, le più importanti che cade ogni quarta domenica del mese è il Baule del Diavolo. Il Baule del Diavolo si tratta di un mercatino che si svolge nelle vie e nelle piazze di Cividale. Gli espositori sono molti, più o meno 250 espositori. Si calcola che le persone che lo visitano sono intorno anche alle 5.000, poi dipende anche dal tempo se lo permette o meno. Che cos'è questo? Emilio, vedi? Questo è il Ponte del Diavolo quando è stato l'anniversario di quando è stato bombardato, che è collassato dentro il fiume.
Qui c'è sempre il volo del diavolo, qui in questa foto? Certo, qui è oltre il Ponte del Diavolo, cioè dalla parte di Borgo di Ponte, ovviamente. Ecco. Sì. E qui invece vediamo il trucco. Questo è il trucco. Racconta che cos'è il trucco, magari a Paolaro non lo sanno, ma penso di sì. Ma Il trucco è un gioco peculiare di Cividale, da sempre. Si dice che parta dal Medioevo addirittura, dentro le mura di Cividale. Ci sono molte idee su questo fatto. Comunque è un catino che viene fatto con materiali del luogo. Il catino è fatto di sabbia che veniva prelevata in Natisone, e anche il contorno che conteneva questa sabbia erano sassi prelevati dal Natisone. Al giorno d'oggi non si può più fare senza avere dei permessi speciali, e noi conserviamo su dei pallet il materiale per essere in linea con le norme. È una tradizione pasquale. È una tradizione pasquale che si gioca con delle uova. Il trucco ha un coppo che viene messo su una gobba rialzata, si lasciano andare le uova che entrano dentro il catino. Chi colpisce le uova che sono già dentro viene pagato, perché viene liberato l'uovo che è stato toccato. Beh, questa è la regola. Poi c'è anche il vezzo di trucco. Il vezzo di trucco consiste in cosa? Quando ci sono tutte le uova dentro il trucco e nessuno viene toccato, il più vecchio ha il diritto di riprendere il gioco. Ah, quindi queste sono le regole fondamentali. Le uova devono essere sode, altrimenti si fa la frittata. Giusto. Bravo Emilio. Queste, diciamo, le iniziative più importanti. Poi immagino che collaborate anche con altre associazioni, ci sono tante altre iniziative del territorio di Cividale. E adesso andiamo a conoscere le iniziative della Proloco della Val d'Incaroio, con Dina che ce le racconta. Sì, mi hanno consegnato, delegato appunto le colleghe del gruppo Val d'Incaroio. Qua abbiamo la vicepresidente già presentata prima. A parte quello che abbiamo fatto quest'estate, è purtroppo la festa più importante che avevamo per una cosa che non dovrebbe mai succedere. Abbiamo avuto un brutto lutto, abbiamo dovuto sospendere, quindi Miss Tears quest'anno non è andato, non è stato fatto. Comunque adesso con novembre abbiamo in programma un'uscita sul territorio di Sutrio con savorse, odori e sapori, farina di sorca, adesso non mi ricordo bene, Farina di flor. Farina di flor, dove che noi alla ringa presentare il nostro giù, che è un plat dei più vecchi e dei più poveri. Lo abbiamo presentato l'anno passato, alle sta apprezzata da tanta gente. Dopo con il 25 di novembre faremo una rappresentazione come si dice? A favore delle donne. In favore, sì, parlando italiano friulano, ma tu puoi mi confondo un tic, tranquillamente. ecco, a chiacchiere per furlano. Sì, vai. Ecco, per riguardare un tic e per mettere in evidenza un tic e la violenza sulle donne, fare una rappresentazione in placia e probabilmente anche una serata. Dopo stiamo preparando
il Natale per i bambini, gli avvenimenti che alle Dines Cafasin con Babbo Natale. Abbiamo visto nelle foto, l'albero di Natale, il Babbo Natale. Sì. Con i bambini che preparano i regalini, i pensieri che dopo li appendono all'albero, eccetera. Poi facciamo anche una serie di filmati durante le vacanze per intrattenere un po' questi bambini. Poi cosa abbiamo anche? Abbiamo ripreso le uscite con i Menaus, dove andiamo a fare animazione nelle varie piazze, sagre dove ci invitano, quindi portiamo la nostra manualità, il saper fare di Paolaro, e poi facciamo anche parte delle associazioni tipo Museo Mistirs, Ecomuseo Mistirs, dove la Proloco fa parte e dove lavora, e anche abbiamo lavorato per 2 anni con l'amministrazione comunale insieme con il CAI per l'attuazione, e dove c'è stato fatto il riconoscimento del villaggio dell'alpinista. È stato un grande lavoro per una grande soddisfazione. Bravo. Atti, non mi venta il chiam. Un avvenimento che non è che coordini proprio la Proloco, però è tutto il paese che lavora, e nessuno molla la sua postazione per la Femenata. 5 gennaio la Femenata Paular. Dopodiché ci sarà Carnevale e tutte le altre tradizioni e da riprogrammare un po' alla volta. Bravi, ecco, questo bravi, è bravi anche voi. Allora Elisabetta, qui il gioco continua, e quindi Elisabetta o la 3 o la 4 devi scegliere. Adesso scegliete dispari? 3, mi dicono 3. dispari, se torna all'italiano. Se torna all'italiano, cosa vorresti? No, era una... Emilio sorride, dal friulano all'italiano. Sì, adesso facciamo peggio, no? Sono i Savors. Quindi partiamo dalla prima parola in friulano, 1 minuto di tempo. Salvie. Salvia. Mente. Menta. Camamile. Camomilla. Orar. Alloro. Maiaron. Maggiorana. Sutive. Sutive. Questa è difficiletta per sì. me. Sutive. No, la salvia l'ho già detta. Sutive. Timo. Salvie. Salvia. Mente. Menta. Camamile. Camomilla. Orar. Alloro. Maiaron. Maggiorana. Sutive. Che magari non la usano tanto. Io non la uso. No. A me non mi piace. Erba cipollina. È l'erba cipollina. No. A te non piace. Poi c'era tale. Sutive. Sutive. La tale, il tarassaco. Tale, tarassaco, urticcion, Il luppolo. barancli, ginepro e maiaron salvadi era l'origano. Esattamente. Quindi 5 parole su 10. Sì. Sutive lo sapevate voi? Non lo sapevo neanche io prima da puntate di Usno. Bisogna seguire la trasmissione per imparare le parole nuove. Quindi... Come te il digiogni viassi a chi fa cultura, Alexis, non si chi divertisci. Giusto. Anche Già. divertisci, ma anche fa cultura. La 4 è dall'italiano al friulano, quindi io li dirò in italiano e tu in friulano. E queste sono le parole che contengono già. Prima la reggio e come già. Come già. Va bene. Va bene. Quindi io in italiano la prima parola dirò è giacca, Giacca. valigia, Valigia. magia, Magia. pioggia, no? Ah, Giacca, Giacca. valigia, Valigia. magia, Magia. pioggia, Ploia. rugiada,
Rasada. Scheggia. Sclesia. Ciliegia. Cereseria. Sì, va bene, variante locale. Loggia. Loggia. Linda. No. Giacca. Giacca. Valigia. Valigia. Magia. Magia. Pioggia. Ploia. Rugiada. Rasada. Scheggia. Sclesia. Ciliegia. Cereseria. Loggia. Puarti. Allora, era più facile, il puarti. Quarti, giusto? Poi c'era battigia. Poi io l'alzare slabben, sì. Cos'è Puyul? Avevi paura? La Poi c'era battigia. la rasule, La rasule, il giavellotto, il pilotto. Allora, voi siete arrivati a ciliegia, quindi 7 su 10. Bene, direi. Ottimo, direi. Allora, come siamo in regia? Abbiamo tutto sistemato il punteggio? Hai sentito qualcosa? Un sì, ho sentito un sì. Se c'è un sì vuol dire che il punteggio è pronto, quindi andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata e chi invece punterà a questo punto al ripescaggio, vediamo. Chi ha vinto questa puntata? Tra Cividale e Val d'Incaroio? Momento di suspense. Cividale 38, Val d'Incaroio 51. Tornate voi in studio. Insomma, avevano già vinto contro Cividale? Avevate già vinto contro Cividale, no? Com'era andata con Cividale? Quindi, Hanno vinto loro. Avevano quella perso. volta, quindi c'è stata insomma la rivincita? Elisabetta. È giusto così. È giusto così, però sai Elisabetta che c'è la possibilità di farvi ripescare? Certo. Attraverso la pagina Facebook di Lo Sapevo, attraverso tutti i like, c'è la possibilità di farvi ripescare. Siete anche... Emilio, sei su Facebook tu? Sì. Io ci sono, sì. E allora Emilio, tu con tutte le tue follower ti fai ripescare. Fai Ma ce ripescare n'è tante, come faccio? appunto, ti devi mettere like sotto la tua foto Ecco. assieme alla prologo, va Perfetto, bene? lo faremo. Mi raccomando, quindi Certo. fatevi ripescare, grazie per essere stati in nostra compagnia, complimenti per tutte le vostre iniziative. La Proloco Val di Caroio torna prossimamente qui su Telefriuli assieme ad Enrico, forse assieme ad Enrico altri filologici. Cosa dici Enrico? O assieme ad Enrico, assieme ad Atish Philologics. Non sarà in simpi a chi è a disposizione vostra. Bene Enrico, grazie. Alla mia regia questa sera c'è Simone Caramaschi, Martina Beraldo e Chiara Miscoria. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Grazie alle Proloco.